È durata 8 ore la fuga di Francesco Cino, il venditore ambulante che ieri mattina ha ucciso i consuoceri e ferito la nuora nel Cosentino. L'uomo, braccato da polizia e carabinieri che avevano stretto d'assedio la provincia Abruzia, si è costituito presso la caserma dell'Arma. Francesco Cino addebitava alla nuora e ai genitori di quest'ultima il fallimento del matrimonio del figlio. L'omicida, sottoposto ad interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato condotto nel carcere di Cosenza. Ha perso la vita la scorsa notte nell'ospedale di Catanzaro a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un gravissimo incidente stradale lo scorso sabato notte a Strongoli il ventenne Francesco Iurato. I genitori del ragazzo, dopo essere stati informati dai medici della morte cerebrale del loro figlio, hanno deciso di donare gli organi. L'amministrazione comunale di Strongoli, per manifestare il dolore del paese per la grave perdita di Steve, deceduto sabato sera, e Francesco, ha proclamato il lutto cittadino. La Procura della Repubblica di Crotone ha emesso l'ordinanza di sequestro della zona di Villa Margherita in località Sant'Anna in prossimità dell'aeroporto, che così blocca il taglio degli alberi del bosco. Gli alberi alti circa 30 metri creerebbero qualche problema alla navigazione aerea nel vicino aeroporto di Sant'Anna. Da qui la richiesta dell'ENAV di uno scapitozzamento delle alberature per circa 10 metri. La Regione Calabria, senza interpellare le amministrazioni locali probabilmente per mancanza di mezzi idonei, ma anche per un problema economico, ha autorizzato l'ARSA al taglio completo degli alberi sparsi in un'area di 5 ettari di terreno. Un imprenditore agli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora per il rappresentante di una società, il sequestro preventivo di 3 aziende per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, il sequestro per un equivalente nei confronti dell'imprenditore di oltre 284.000 euro per l'utilizzo di fatture inesistenti. E questo è il bilancio di un'operazione condotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro che ha riguardato i contributi statali ottenuti da un gruppo aziendale che opera nel settore manifatturiero e turistico alberghiero.